ANCI, l'assemblea entra nel vivo e dopo il capo dello Stato Mattarella è stata la volta del premier Gentiloni, chiamato a rispondere sui temi più cari ai sindaci, la richiesta di autonomia e di risorse per lo sviluppo. Autonomia che è anche oggetto di referendum regionale il 22 ottobre e il sindaco di Vicenza, Achille Variati, a Gentiloni lancia un invito. Di fidarsi dei sindaci, di essere audace. Che cosa ha da perdere lui? Sta per concludere il mandato. Dia forza ai sindaci. Possibilità di spendere i soldi degli avanzi amministrativi nei bilanci. L'Anci Veneto ha presentato al governo delle proposte. Avanziamo delle proposte su alcuni criteri, parametri che possono in qualche modo permettere ad enti che li rispettano di poter usufruire di una quota maggiore. Ma di temi caldi per i quali i cittadini attendono risposte dai molti ministri giunti a Vicenza per l'assemblea dell'Anci, nonché investimenti, ce n'erano molti, tra questi le infrastrutture, dalla Tava alla Valdastico alla Pedemontana, e su quest'ultima opera il ministro Del Rio specifica. Siamo stati vicini alla Regione che ha trovato una soluzione, quindi si va avanti. Mi pare che nel rispetto delle reciproche competenze ognuno ha fatto la sua parte. Risposte, soldi e tanti saranno quelli che arriveranno invece per il trasporto pubblico, altra annosa questione. Io oggi sono qui anche a rendere conto di un piano di investimenti mai visto prima nella storia della Repubblica sul trasporto pubblico locale, sulle metropolitane, sulle ferrovie regionali, sul rinnovo del parco autobus. Si è parlato di ambiente con il ministro Galletti, una toccata e fuga la sua, tanto basta per parlare di FAS e chiudere la questione limiti. Alla Regione Veneto ha detto: abbiamo dato una forchetta entro la quale fissarli. Fuori dalla fiera anche i lavoratori della Lovato di Vicenza per consegnare una lettera al ministro del lavoro Poletti. Noi facciamo un appello al Ministro perché cerchi di parlare con la proprietà dell'azienda per mantenere la produzione e il sito produttivo a Vicenza, quindi mantenere qui la produzione.